È il momento di una classica da Cesena, il Gran Premio Avvocato Augusto Calzolari, riservato a cavalli di 3 anni, 8 al via, Annie Panna, Alabama Monroe, Abbagual, Alchemist B, Asia Jet, Axel degli Ulivi. In seconda linea Adam Kirby Coll, Alissa Trio, corsa apertissima con Abbagual che chiude favorita numero 3, Antonio Di Nardo. Su Alabama Monroe e Asia Jet, questi più giocati, anche Adam Kirby Colli è molto seguito. Partenza con la rottura di Alabama Monroe, mentre tenta di avvantaggiarsi Abbagual all'esterno, veloci anche Asia Jet e Axel degli Numero Ulivi, 2 Alabama sbaglia More, Asia squalificato. Jet e così Abbagual in Numero vantaggio 5 Asia contro Axel degli Jet, Ulivi, squalificato. che è costretto ad accodarsi in seconda posizione, quindi la favorita al comando Abbagual nei confronti di Axel degli Ulivi e Annie Pan. Poi vediamo Alchemist B in quarta posizione, mentre dalle retrovie c'è la risalita veloce da parte di Adam Kirby Cole, che dopo 400 metri in 30 e mezzo raggiunge in seconda posizione Axel degli Ulivi e tenta l'aggancio con Abbagual. Se ne vanno i primi 500 metri di gara con Alissa Trio, che a sua volta ha spostato all'esterno, e la sua scia è presa da Alchemist B. Intanto 46 e mezzo, ritmo di comodo per il momento per Abbagual, che conduce al passaggio davanti alle tribune e si trascina Axel degli Ulivi, mentre Adam Kirby Cole va all'attacco a un giro dalla conclusione. Il parziale in 14-5, ritmo cambiato decisamente, al largo anche Alissa Trio e Alchemist B. Lungo la corda rimangono Axel degli Ulivi e Annie Pan. Intanto 1-1 per gli 800 e chilometro completato nell'ordine del 1-16. In vantaggio Abbagual, all'esterno si impegna Adam Kirby Cole con lo scatto in terza ruota da parte di Alchemist B, che viene via deciso a 450 dalla conclusione. Il parziale in 14-4, continua nella sua progressione Alchemist B, sopravanza parzialmente Axel degli Ulivi e Adam Kirby Cole, che è sempre all'esterno. Intanto in bocca alla retta d'arrivo in vantaggio Abbagual, parziale in 15-3, ora allunga nuovamente, esposta dalla sua scia Axel degli Ulivi. Finale con Abbagual in vantaggio, ci prova ancora Axel degli Ulivi, ci prova Alchemist B. Abbagual però è imprendibile, viene a vincere ancora con Antonio Di Nardo in sediolo, 1-15-2 il ragguaglio conclusivo, 30-1 a chiudere la vittoria per Abbagual, Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, che raddoppiano così il successo ottenuto in precedenza con Zelia CCSM. Andiamo a rivedere le fasi finali. Cala un pochino in fondo Abbagual, ma conferma comunque tutti i progressi recenti e viene a vincere ancora chiaramente nei confronti di Axel degli Ulivi, che è buon secondo davanti ad Alchemist B, che fornisce comunque una buona prestazione battendo Annie Pan.